Sì, siccome non mi occorrono 5 minuti, ma almeno ritorno sul tema della formazione professionale che è stato posto, al quale non ho risposto, che è anche il tema del BEC. Innanzitutto noi abbiamo caricato l'Agenzia regionale per il lavoro del disbrigo delle procedure di analisi della documentazione sul BEC. Invece l'Agenzia regionale per il lavoro, invece di attivare tutti quei giovani, quelle professionalità alte che lavorano all'interno dell'agenzia, invece di immaginare opportunità di lavoro, di immaginare soluzioni alla crisi di lavoro, sono costretti a sbrigare pratiche e spulciare documentazione per quanto riguarda il master e il BEC. Allora, questa cosa va sicuramente risolta, nel senso che se no non si possono creare le condizioni per il BEC se uno dei soggetti che dovrebbe immaginare ipotesi di lavoro dove poter svolgere un domani il BEC è impegnato tutta la struttura nel gestire le procedure di BEC. È un non senso. Per quanto riguarda la formazione, invece, il tema è, innanzitutto noi abbiamo dei dati, mi limito a un esempio, innanzitutto mi limito a dei dati, e cioè abbiamo alcune professionalità nel campo dell'artigianato, in particolar modo alcune mestranze che ormai hanno un'età tra i 60 e i 65 anni. Allora noi in quella direzione dobbiamo intervenire per creare formazione professionale, per sostituire quegli addetti, sostituire quelle professionalità che altrimenti noi perderemo, sostituendole con giovani che potrebbero intervenire in quei campi di cui altrimenti si perderebbero persino la tradizione della cultura del lavoro in quegli ambiti. L'altro aspetto è la formazione permanente nei confronti di coloro che già lavorano, la formazione continua e permanente nei confronti di coloro che lavorano nell'ambito del commercio, del turismo e quant'altro, in tutti i settori, per aggiornare sistematicamente le competenze acquisite, aggiornandole con altri in modo tale da rispondere alle esigenze del domani. Per quanto riguarda il POETO, il PUL, che è il piano di utilizzo dei litorali, si diceva prima bisogna eliminare regole, no, bisogna ridurre i tempi di risposta della pubblica amministrazione e introdurre regole, perché ricordo che tante poche regole ci sono, che oggi per mettere la rete da beach volley in spiaggia o la rete da beach tennis è necessaria la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Provinciale, il prefetto, il questore, i vigili del fuoco, la ASL, per mettere una rete da beach volley. Quindi le regole servono per eliminare procedure complesse. E sul POETO il tema è, il piano di utilizzo dei litorali riguarda il POETO, Santeria, Calamosca e Giorgino. Quindi è un piano di utilizzo di tutti i litorali, va curato insieme alla provincia di Cagliari, insieme al comune di Quartu. Non è pensabile che persino l'illuminazione pubblica sia diversa da Cagliari a Quartu, e persino la panchina sia diversa poco prima dell'ottagono e poco dopo l'ottagono tra Cagliari e Quartu. Insomma, ci vuole una regia, perché il POETO è un unicum. Per quanto riguarda i chioschetti, approvazione del pool. Ho presentato mozioni, interrogazioni che sono rimaste lettera morta, e voi lo sapete. L'altro aspetto è che va garantito almeno fino al 2015 la garanzia a coloro che operano già al POETO, se devono investire 150.000 euro, 200.000 euro di investimento privato per realizzare i nuovi chioschetti in base alle nuove tipologie. È chiaro che mica vi si può dire a dicembre smontate nuovamente o perdete la concessione su ciò che avete realizzato con risorse proprie. Va data una garanzia, una certezza di lavoro, semmai va sviluppato anche altro tipo di lavoro sul POETO, come l'attività di spiaggia, la pratica della vela. Non c'è neanche un punto dove poter fare una doccia comodamente, perché sono in stato di degrado ed abbandono tutte le strutture pubbliche presenti sul POETO, persino il limite del Devi chiudere. Ho finito. Massimo Santoro. L'ultimo intervento. Sì. Beh, voglio rispondere subito alla tua domanda. Io personalmente sono con voi per tanti motivi, perché ci avete sputato sangue, perché avete fatto crescere il POETO a Cagliari e perché i meriti sono nel cuore di tutti i cagliaritani. L'impegno mio è di approvare il pool, l'impegno mio è di fare tutto il possibile perché le concessioni siano più lunghe, per permettere a voi di investire i vostri soldi con sicurezza, con la sicurezza di avere un ricavo da questi investimenti. Sul POETO voglio dire un'altra cosa.
un'altra proposta più volte fatta, un'autorità unica per il poeta. Ci sono un'infinità di competenze, i ritardi, le anomalie, i problemi non dipendono mai da una sola autorità, ma da più autorità. Quindi l'obiettivo è di fare un'autorità unica sul poeta. Vorrei usufruire di questi ultimi minuti per entrare su un tema che è stato sfiorato più volte. Che cosa penso io del turismo? Io penso che Cagliari debba diventare un'industria turistica. Lo dico con chiarezza. Debba diventare un'industria turistica e che sia una componente fondamentale nella composizione del nostro PIL. Non può essere tutto il turismo per Cagliari, ma deve essere molto per la filiera che alimenta, dal commercio all'artigianato. Io credo nel turismo. Per fare questo io credo che bisogna lavorare sulla destinazione Cagliari, per non essere dipendenti dai viaggiatori low cost e non essere dipendenti dalle compagnie low cost, che dobbiamo certamente pensare di attrezzare con strutture e infrastrutture turistiche la città. Dobbiamo avere regole nuove che regolino i rapporti tra i residenti e i turisti. Questo vale per il Poetto come vale per il centro storico, dove è necessario che le esigenze del turista non contrastino con quelli dei residenti e viceversa. Io credo che la vera battaglia sia su questo punto, su quanto si crede, con quanto gli cagliaritani crederanno nella possibilità che Cagliari diventi una vera città turistica. Io vedo un fronte contrario, l'ho visto stasera e lo continuo a vedere stasera. Vedo un fronte contrario di quanti pensano che si possa deve iniziare a portare gli occhiali, allora. Ti nervosisci sempre. Tu alla fine diventi nervoso. Quando dici bugie, perché tu sistematicamente dici bugie. Dici bugie. Non adesso, Sei tu che alla fine dici sempre bugie. Dici sempre bugie e tocca rispondere. Si nervosisce, ma ti senti? Io sono tranquillissimo, sei tu che ripeti sempre le stesse bugie. Allora, vorrei concludere, visto che non ho mai interrotto nessuno in vita mia. Allora, io credo che sia necessario vincere contro un fronte che vuole il turismo ma non vuole gli alberghi, che vuole l'impresa ma non rulla gli imprenditori. Io credo che bisogna creare un fronte su chi vuole il lavoro, ma lo vuole solo nei posti pubblici. Non possiamo andare avanti così, non possiamo cedere a chi pensa con ossessione ai muretti a secco, ma non pensa all'esigenza dell'uomo di vivere nel suo ambiente. Il fronte è tra chi vuole innovare, chi vuole costruire, chi vuole cambiare la città e chi vuole invece che rimanga nella conservazione. Avremmo voluto continuare, ma purtroppo poi